voleva partire senza una palanca, 20 anni e poco più, qualcuno diceva, in realtà dovremmo ripartire e farla in genovese, va bene così. E quindi insomma 100 anni. 100 anni di Masseche, penso che tra l'altro che si uniscono con questo invito che mi hanno fatto, quegli inviti che ti arrivano così all'improvviso, mi premieranno con questa menzione d'onore alla carriera, e che devo dire, quando arriva un premio è sempre bello, se poi arriva in concomitanza della celebrazione della nostra canzone simbolo, cosa vuoi di più? Ah, pensavo che fosse per i tuoi 100 anni, no, andiamo avanti. Ma magari essere a 100 anni così, cioè anche, vabbè, lasciamo perdere il discorso età, vai, lasciamo perdere. Va bene, allora devo parlare anch'io. Andiamo avanti, no, comunque in ogni caso la canzone simbolo, qualcuno ha definito l'inno in lingua genovese, così Bampi è contento, però è una canzone anche di profondi sentimenti, e anche qualcuno nell'intervista che abbiamo fatto ne ha dato anche una lettura, facciamo i difficili, una lettura socio-economica. E beh sì, è connotata in un periodo in cui noi emigravamo. Io in uno spettacolo racconto come la prima emigrazione italiana sia stata intorno al 1850, quando un sacco di genovesi, chiavaresi sono scappati per non tornare più. Poi c'è stata quella grossa, insomma, dei primi anni del Novecento. Eravamo un popolo di gente che se ne doveva andare, e quindi forse questo dovremmo ricordarcelo quando si fanno certi discorsi. E allora, prima di chiudere, poi insomma una giornata come questa, giornate appunto che non sono ricordi, no, ma sono il rivivere. Qualcuno ci ha raccontato dal punto di vista musicale come ancora Masseche Penso sia viva, che sia anche un'opera dalla grande struttura poetica e musicale. Verissimo, verissimo. Tra l'altro, a mio parere, a Genova ormai abbiamo 3 inni, se vogliamo, della genovesità. Il primo è indubbiamente Masseche Penso, cantato da tutti, anche da artisti non genovesi. Poi è arrivato, secondo me, il rovescio della medaglia, perché noi facciamo o canzoni nostalgiche tristi oppure quelle d'osteria, quindi è arrivato Trilli Trilli, e poi nel mezzo, forse a connotarsi con una struttura più culturale, è arrivato Creusa de Ma, e secondo me questi sono i 3 verini del Genoa. Poi vabbè, vedo anche Pio Campodonico, uno potrebbe dire c'è anche l'Inno del Genoa, però lì è tutta un'altra storia. Carola per l'introduzione. Ente Nazionale per il Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, Decreto Dirigenziale di Assegnazione, Attestato d'Onore Ente 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, Presidente regionale Ente Liguria, sentiti i membri della Commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Marco Rinaldi, attore, cabarettista comico e scrittore. Grazie, e a tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione, che ci leggerà il mitico Robby Carletta. Prego. Tutto qua. Non posso leggere prima una poesia da Campello, però dunque, io sono felicissimo di leggere la motivazione per Marco, a cui voglio bene da 30 anni, perché più di 30 anni fa abbiamo avuto modo di conoscerci, di fare tanti spettacoli di cabaret insieme, e quindi ritrovarci dopo tanto tempo insieme per questa onorificenza che gli è dovuta, per me è un grande piacere che condivido con tutti questi personaggi fantastici, tra cui queste meravigliose creature. Io sono molto più interessato a questa parte che non a quella, però è normale, non essendo come si dice, fluido, attento. Al fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Marco Rinaldi è nato nel 1965 a Genova, dove risiede e dove si diploma all'Istituto Tecnico per il Commercio. Negli anni a seguire si orienta verso il mondo dello spettacolo e, in coppia con Andrea Posta, inizia il suo percorso professionale creando nel 1991 il duo comico Soggetti Smarriti e partecipando alla fondazione e gestione di uno show divenuto fenomeno cult, Brucia Baracche, in cui recitano con Posse Rinaldi gli attori Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Antonio Ornani, Enzo Paci. Parlando della sua carriera, Marco Rinaldi dichiara di avere all'attivo
più di 3.000 spettacoli in locali, arene estive e convention aziendali, oltre a casa sua, casa degli zii, parenti, oltre alle partecipazioni a centinaia di trasmissioni televisive e radiofoniche su reti nazionali e locali. In qualità d'autore esprime le sue grandi capacità creative in campo editoriale, avendo organizzato diverse rappresentazioni teatrali e performance musicali, frequentemente tradotte in pubblicazioni. Marco Rinaldi ha infatti scritto tra il 2011 e il 2018 numerosi racconti e romanzi, quali Cenere, Verde Oro, Mimose, 180 racconti in 3 minuti e altre storie, storie superbe, stravagando, sino a Eroi Demand nel 2022, i racconti di Modugno in Val Cervega nel 2024. Quindi Genova si onora di aver dato i natali a Marco Rinaldi, attestato d'onore del 2025, vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per l'originalità del suo contributo nel promuovere lo spirito e le componenti comiche della lingua genovese, un impegno artistico e culturale che ci consente di indicarle, Marco Rinaldi, tra i protagonisti che hanno dato continuità alla tradizione linguistica zeneise, una tradizione dominata da grandi personalità dello spettacolo e tra tutti da Gilberto Govi, Giuseppe Marzari e Roby Carletta. Questo ce l'ho messo. In tal senso ringraziamo Marco Rinaldi per la sua straordinaria capacità nel coniugare l'opera letteraria e l'opera teatrale, autentiche espressioni del suo profondo amore per la genovesità. Complimenti Marco Rinaldi. Paola consegna il riconoscimento, in omaggio anche il libro Palabrino di Julian e quando capitano queste occasioni, poi in occasione proprio dei 100 anni di Massegue Peso, che per noi genovesi è un qualcosa che abbiamo dentro, chi fa il mio mestiere ogni tanto ti viene voglia di pensare a un domani che cosa rimarrà di te, perché chi fa questo mestiere un po' megalomane lo è. E così ho detto, ma di tutte le mie performance, hanno letto dei numeri che mi spaventano anche un po', che cosa rimarrà? E così qualche anno fa ho cominciato a pensare, devo creare qualcosa che rimanga, perché se tu sei uno scultore, vabbè, fai una statua in marmo, rimane nei secoli, se sei un pittore i quadri vengono poi esposti, ma se sei un guito dal palcoscenico come sono io, che cosa può rimanere? E allora ci ho pensato e ho detto, c'è un'arte che può rimanere nei secoli, addirittura nei millenni, ed è la poesia. E se permettete, io mi posso permettere di fare il poeta, perché mi sono diplomato all'Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Largo Zecca. Ora noto delle risate di scherno, e allora vorrei ricordare che all'Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Largo Zecca si è diplomato anche un mio collega poeta, tale Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura. E allora capite bene allora, se Montale ha studiato al Vittorio Emanuele, si è diplomato, ha scritto poesie ed è diventato un poeta da Nobel, io che mi sono diplomato al Vittorio Emanuele, se mi metto a scrivere poesie, tac, è matematico per la. Tra l'altro io, se c'è qualche persona in sala che ha un figlio, che ha un nipote che deve iscriversi alle superiori, io raccomando lo studio della ragioneria, a me è piaciuto tanto, così tanto che per esempio la prima l'ho voluta fare anche 2 volte. Solo che il problema è che quando ti metti a scrivere poesie, e Anna Maria lo sa, c'hai il foglio davanti o il computer bianco, e dici oggi scrivo una poesia, e da genovese dici, e lì, ma cosa scrivo? Anche perché se tu hai studiato un po' la poesia, ti rendi conto che i grandi poeti hanno scritto delle cose meravigliose, tra l'altro erano anche giovani. Io ho fatto 60 anni il mese scorso, ma Leopardi l'Infinito lo scrive quando ha 21 anni.
Foscolo scrive i sonetti a 22 anni, ma che cosa vuoi scrivere di paragonabile a quella roba lì? E allora mi è venuto incontro il mio amore per la lingua genovese. Io ho detto, mi metto a scrivere poesie in genovese, perché ci sono stati grandi poeti, ma numericamente sono molto meno di quelli che hanno scritto in italiano, no? Solo che mica è facile neanche in genovese, e così ho trovato l'escamotage per imparare, traduco qualche poesia dall'italiano al genovese, dal romanesco. Io adoro le poesie di Trilussa, adoro le poesie di Aldo Fabrizi, ma è Bellina, un casino, perché se tu traduci non funzionano in genovese, la rima baciata dei poeti, cuore e amore, in genovese non funziona, è que amour, tu fregato. Allora non solo devi tradurle, devi adattarle, e allora adattandone 1, 2, 3, 10, poi ho cominciato a scrivere le mie. Ed è successo qualcosa di realmente meraviglioso, perché alcune ho fatto video, poi passavano in TV, alcune hanno avuto proprio, come si dice adesso, come dire, una condivisione virale, decine di migliaia di condivisioni, ed è bello pensare che le poesie che ho scritto io in lingua genovese abbiano girato perlomeno l'Italia. E ce n'è una in particolare, e stasera vorrei farvela, che riguarda un qualcosa che noi genovesi abbiamo nel DNA. Perché noi genovesi ci sentiamo uomini del mare, siamo uomini di mare, perché il mare ce l'abbiamo lì davanti. Io per alzata di mano vorrei sapere quanti di voi sono uomini o donne di mare. Tu sei donna di mare perché? Sono stata velista. Sei stata velista. Non ci hai campato col mare. Quanti di voi lavorano e vivono sul mare e si sono mantenuti tutta la vita? Quest'estate ho fatto questa cosa con Voleto, uno si è alzato, io sono un uomo di mare. Perché? Cosa hai fatto? Domani prendo il traghetto e vado in Sardegna. Ma tu sei un vacanziere, non sei un uomo di mare. E anche stasera mezze mani alzate, non siamo uomini di mare. Allora, noi il mare l'abbiamo davanti perché Genova vive questo errore, noi ci sentiamo gente di mare. Genova è una città di mare, no, Genova è una città di porto. Se tu abitavi a Genova al mare non ci potevi andare dentro le mura, e quindi è come un problema. Però c'è un momento in cui noi il mare riusciamo a dimenticarlo. Come diceva Robby, come se io penso, tu quando prendi l'autostrada vai verso Milano, arriva a Bolzaneto, io comincio a cantare, ma se che peso piano, sono deficiente, no? Però ci manca se non ce l'abbiamo, ma c'è un periodo dell'anno che è il mare a noi genovesi. 15-16 settembre, lunedì piove, martedì piovigina, mercoledì piovigina, mercoledì bruttino, giovedì piove, venerdì mezzo e mezzo, sabato piove. Tu dici allora domani domenica è il 22 di settembre, sicuramente sarà l'ultima volta in cui potrò andare a fare una giornata di mare di quelle estive vere, e allora io domani mattina mi alzo presto e vado, perché se tu sei come me, abiti a Sestri e vuoi andare a Varazze, come sapete in Liguria noi abbiamo raramente, direi occasionalmente, qualche piccolo problema sulle autostrade, no? E allora metti la sveglia prima, verso le 4:30, 3:15, no, diciamo alle 6. Allora tu la domenica mattina metti la sveglia, ti t'addesci a 6 ore, ti te levi e scrapoli negli occhi, ti arvi o barcun, ti arvi geologie, ti t'avanzi sulla strada. Prima c'eri anche te quella mattina. Ti viene una tristezza che non ti metti neanche sulla mocca col caffè, vai giù nel bar e la domenica mattina alle 6:05 il barista ti accoglie con quel sorriso che solamente gli esercenti genovesi la domenica mattina hanno, che se avessero un Kalashnikov ti sparerebbero. Ma lui non è incazzato perché tu sei arrivato alle 6 del mattino, no, lui è incazzato perché c'era già qualcuno prima di te. 2 pensionati che sono lì appoggiati al bancone dei gelati, che leggono il secolo X1X, e uno ci dice all'altro, te hai visto? Piove. E l'altro, bene, sciortano i funghi. E a te verrebbe da dire, ma dei funghi che con umidità mi sono usciti già sotto le balle, ma non glielo dici. Non glielo dici perché anche te hai pensato la stessa cosa. E allora, all'andare per funghi, all'anà
Ape funsi, perché in genovese lo sappiamo, si dice ape funsi. Perché mettiamo questa A? È forse una reminiscenza latina al dativo ape funsi? No, perché è gratis, e se è gratis noi abbondiamo. Ce ne mettiamo in famiglia. Alla nape funsi, ho scritto questa poesia, c'è bisogno di una piccola spiegazione su due termini. Uno che è il termine sonno, che significa bravissimi, ma in genovese ha due significati. Significa sonno, ma significa anche sogno. Ho fatto un bello sonno, ho fatto un sonno bruttissimo, e se il sonno è brutto è un incubo, e in genovese esiste la traduzione del termine incubo, pesum. È una parola desueta, ma se andate sul dizionario del Casaccia del 1876 troverete incubo, pesum. Per cui, sapendo che quando dirò sonno mi riferirò al sogno e quando dirò pesum dirò incubo, adesso vi declamo appunto ape funsi. Ora, quando un artista presunto tale dice a un pubblico vivo: vi declamerò una poesia, mediamente il pubblico vivo fa un applauso. No, Cuscino non va bene, Cuscino fa tempo, non va bene. Non va bene. Sono stanchi, lo sapete. Vi declamerò ape funsi. Questa è la spontaneità di Senesi, perché gli altri Senesi non siamo piguggiosi, gli altri siamo generosi. Siamo Senesi di che domandi una mano, non ti dà una mano, ti dà un braccio. O le denaro, ma o le braccio. Ape funsi. Stanotte ho fatto un brutto sogno. Ho tirato un clio e mi sono addesciato. Oh bello signor cao, tremavo tutto il cuore, batteva forte e ho tutto zio. Aveva trovato 4 funsi negri, ma erano merti da 3 metri, anche di più. Ed erano, si m'ammontano da casa, non poteva camminare le fingers. Ma che disperazione, che patimento, doveva abbandonare quello tesoro. Fortuna che le ha solo in peso.